Buongiorno a tutti. Leggo in queste ore, anzi in questi giorni, della situazione del centro AGE di Pellaro. È vergognoso che un centro del genere venga chiuso. Probabilmente qui ci sono dei poteri forti che stanno spingendo alla chiusura di questo centro, perché questo centro è proiettato verso la povera gente, verso chi non può permettersi le cure. Come sappiamo, la sanità ormai l'hanno distrutta, la vogliono privatizzare. Ormai l'articolo 32 della nostra Costituzione ormai è quasi morto, è in coma. Quindi mi sembra assurdo che un centro del genere venga chiuso. Esprimo profonda solidarietà nei confronti dell'amico il dottor Caserta, verso tutti coloro che sino ad oggi hanno prestato servizio al centro ACE. Anch'io ho fatto parte del centro ACE per un po' di tempo, avevo fatto uno studio. Sinceramente chi ha frequentato quella realtà, chi frequenta quella realtà comprende che lì c'è piena solidarietà, cioè si studia, si cerca di curare la gente in modo gratuito, con pochi costi. È una straordinaria realtà. Non capisco come la politica possa fare questo. Certo, la politica non favorisce questi centri così solidali, perché la politica, come dicevo prima, sta cercando di privatizzare la sanità, quindi favorisce quegli imprenditori corrotti che hanno le mani sulla sanità, favorisce le case farmaceutiche. Quindi tutto ciò è scandaloso. Esprimo veramente piena solidarietà. Invito tutti a fare qualcosa, non so, a raccogliere firme, a protestare per qualcosa di umano, perché in realtà il centro ACE è piena umanità. Quindi mi auguro che questo piccolo inconveniente, chiamiamolo piccolo inconveniente, si risolva veramente presto. Mando un abbraccio al dottor Caserta e a tutti quanti del centro ACE.